Presentati, che formazione hai? Da quanto tempo fai questo lavoro? Sono Enrico, sono infermiere da circa 8 anni e dal 2025 sono coordinatore del pronto soccorso di Villafranca. Mi sono laureato nel 2018 presso l'Università di Verona e nel 2024 ho conseguito il master in coordinamento presso l'Università di Padova. Sono Giuliana, ho iniziato a lavorare come operatore sociosanitario, dopodiché mi sono iscritta al corso in infermieristica all'Università di Verona e mi sono laureata nel dicembre del 2025. Descrivi questa professione. Fare l'infermiere per me significa essere un punto di riferimento per chi ne ha bisogno. È offrire assistenza clinica, vicinanza, supporto, empatia a tutte quelle persone per farle stare bene. Questa professione è dinamica, è difficile annoiarsi e richiede anche una grande responsabilità, ma di contro è anche un privilegio perché sentire di essere il punto di riferimento per il paziente nel momento del bisogno è quello che mi ridà sempre energia. Perché hai scelto questo percorso professionale? Perché aiutare ed essere utile alle persone che hanno bisogno mi fa star bene. Diciamo che ricevere un sorriso, percepire la gratitudine di un paziente per aver risolto il suo problema, ecco, questo è un apprezzo. Perché cercavo un lavoro che mi potesse aprire diverse porte e che mi desse la possibilità di crescere anche professionalmente. Fin dal primo giorno ho avuto la conferma che questo era il percorso giusto per me, in quanto riesco ad aiutare concretamente le persone nel momento del bisogno e anche però di crescere sia come persona che come professionista. Qual è la cosa che non ti aspettavi di fare e che invece fai spesso o tutti i giorni? Non mi aspettavo ci fossero così tante situazioni diverse da affrontare in questa professione. Ogni giorno diciamo che bisogna essere pronti al cambiamento per mantenere una qualità assistenziale elevata. Non mi aspettavo che la barriera linguistica fosse al giorno d'oggi ancora una sfida. Infatti molto spesso mi ritrovo a parlare in inglese con i pazienti che arrivano in pronto soccorso sia per rassicurarli ma anche per spiegargli la terapia. Il tuo lavoro fa la differenza per le persone? In che modo? Sì, l'infermiere fa la differenza non solo grazie a competenze cliniche, ma anche e soprattutto grazie all'ascolto attivo, grazie alla presenza, grazie al supporto che noi offriamo ai pazienti nei momenti di difficoltà. Sì, non solo mettendo in atto manovre salvavita o somministrando la terapia giusta, ma anche attraverso i piccoli dettagli. Infatti l'infermiere può andare a cambiare la prospettiva di quello che è l'ospedale. All'inizio l'impatto può essere un luogo freddo che spaventa perché appunto è sconosciuto, mentre l'infermiere può renderlo più accogliente, più sicuro, un luogo di cura. Qual è la cosa più bella del lavorare in squadra? E saper contare sui propri colleghi, in particolare durante determinate situazioni stressanti e difficili. Diciamo che il benessere del paziente è il risultato del lavoro di più professioni e di più professionisti che cooperano in sinergia per risolvere la problematica. Sapere di non essere mai soli, soprattutto nei momenti difficili o nei momenti di emergenza. Come ti senti nel team? Mi sento parte integrante, con i colleghi prediligo il confronto diretto e mi sento valorizzato. Lavorare all'interno di un team mi permette di crescere personalmente e professionalmente, di sentirmi supportato e mi sprona a migliorare continuamente. Come ultima arrivata, all'inizio mi sentivo molto timorosa perché non è facile comunque entrare in un gruppo di lavoro già ben strutturato, però i colleghi mi hanno accolta e supportata fin dall'inizio. C'è un clima di grande rispetto e se faccio una domanda non vengo giudicata ma vengo guidata a capire. Cosa rende preziosa la collaborazione tra generazioni diverse? Diciamo che si viene a creare un mix di esperienza e innovazione. In particolare i più esperti trasmettono competenze, trasmettono conoscenze, trasmettono capacità di gestire situazioni difficili. I più giovani invece trasmettono nuove idee, aggiornamenti e familiarità con quelle nuove tecnologie che al giorno d'oggi sono sempre in continuo cambiamento. I colleghi senior hanno un'esperienza e un'intuizione nel cogliere i bisogni dei pazienti che non si possono studiare sui libri. Dall'altra parte noi giovani siamo pieni di energia e di entusiasmo e possiamo andare a contribuire con uno sguardo fresco e proponendo soluzioni aggiornate. Cosa invidi all'altra generazione? Nei più giovani invidio la capacità di innovarsi ed adattarsi ai cambiamenti in modo veloce, comunque pur mantenendo sempre alto l'entusiasmo e la voglia di apprendere. La calma è il sangue freddo nei momenti di emergenza. Ammiro il fatto che riescano a gestire una situazione critica con assoluta tranquillità senza farsi prendere dall'ansia. Che cosa fai per ricaricare le batterie? Amo leggere e stare all'aria aperta, in particolare aiuto i miei genitori nell'azienda agricola di famiglia.
La primissima cosa, una bella dormita rigenerante, soprattutto dopo il turno di notte. Mi piace molto stare a contatto con la natura, quindi fare una bella passeggiata in mezzo al verde è quello che mi ridà energia. Qual è un hobby che coltivi con passione? Il calcio, ci gioco da 25 anni. La mia passione è quella di fare escursioni, quindi appena i turni me lo permettono prendo lo zaino, il pranzo a sacco e vado a camminare o in montagna o lungo i sentieri della Valpolicella. Qual è la tua pillola del buon umore quotidiana? Il caffè prima del turno e poi il consueto giro del buongiorno a tutti i colleghi del reparto. La mia playlist preferita ascoltata a tutto volume in macchina prima di arrivare al lavoro. Dove puoi arrivare partendo da qui? Si possono raggiungere ruoli di maggiore responsabilità gestionale, in particolare come coordinare aree più ampie e complesse, oppure si possono puntare a ruoli più dirigenziali. Posso diventare una professionista ancora più preparata e specializzata ed essere un punto di riferimento sicuro per i pazienti. Forse ora è un po' presto per capire esattamente in quale contesto voglio specializzarmi, ma so per certo che questa professione è giusta per me. Dove ti vedi tra 5 anni? Diciamo che mi piacerebbe continuare a crescere all'interno di questa azienda, contribuendo a sviluppare team e organizzazione del lavoro. Il dove è una bella domanda, come invece sicuramente con un bel bagaglio di esperienza, ma con ancora tanta strada da fare e con tante cose da scoprire e da imparare. Mi immagino mantenere con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta di oggi, però con una maturità professionale diversa. Convinci un tuo amico a fare il tuo stesso lavoro. Se ti immagini stare seduto davanti al computer a guardare l'orologio per 8 ore, questo lavoro non fa per te. Se invece ti piace e ti immagini in continuo contatto con persone, affrontando nuove sfide e nuove situazioni, tornando a casa dal turno sapendo di aver salvato delle vite, ecco, questo lavoro fa per te. Non posso assicurarti che questo lavoro sarà semplice, è una sfida continua che ti porta a impegnarti ogni giorno, sia come persona che come professionista. Posso però dirti che questa è una professione che ti regala tantissime soddisfazioni, ti gratifica e sapere che puoi fare la differenza nella vita delle persone, ripaga tutte le fatiche. Saluta il tuo collega. Giulia, buon riposo. Grazie.